Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Ciao a tutti amici di Mattoscacco, buon anno! Subito pronti per vedere qualche partita e continua questa esplorazione delle partite giocate tra i grandi maestri lì nei campionati mondiali appena conclusi. Sappiamo che ha vinto Carlsen. In un precedente video Christian vi ha informato della vittoria di Magnus Carlsen nel torneo rapido e nel torneo Blitz, ma di partite di giocatori incredibili in quei tornei ce n'erano e ce ne sono tantissime. La partita che vi propongo oggi è tra due grandi maestri molto forti e anche molto conosciuti, soprattutto il bianco tale Hans Niemann, conosciutissimo perché in questo momento ha creato una causa in corso, comunque sia ha denunciato Carlsen pubblicamente per delle accuse che Carlsen a sua volta aveva dato a lui su un possibile caso di cheating. Il suo avversario è un grande maestro dell'Iran che ha un punteggio Elo standard, quindi a tempo lungo, sui 2700 punti. Il suo nome è Param Magshodolor. Ok, pronuncia a parte, perché probabilmente ho sbagliato qualcosa, vediamo subito la partita. Vi dico anche che ho avuto occasione di conoscere, comunque sia di incontrare il giocatore con il nero in un torneo a squadre in Spagna, e vi dico che nonostante la sua immagine, è un gigante, però un gigante buono, mi ricorda tanto un Bud Spencer molto disponibile nel chiacchierare, e considerando che a 2700 punti avrebbe tutta la possibilità di snobbare un po' i giocatori meno quotati. Eppure no, lui è molto simpatico, ho avuto l'occasione di parlare con lui, di fare due chiacchiere durante un torneo a squadre, e altro dettaglio che mi ha colpito, aveva la maglia del Milan, ha giocato da professionista indossando la maglia della squadra di calcio del Milan. La partita è iniziata così: D4 per il bianco, quindi cavallo F6, cavallo F6, e su C4 E6 siamo nel pieno della Nimzo indiana. Come sempre non sappiamo che tipo di impostazione, che nome dare all'apertura, finché non vedremo le prossime 2-3 mosse. Cavallo F3 per il bianco, alfiere scacco, alfiere D2, e a questo punto dopo A5 siamo in un sistema che prende il nome di Bogo indiana. Come vedete, quindi come dicevo prima, nel momento in cui la partita inizia con queste due spinte di pedone del bianco, il nero risponde con prima cavallo F6 e poi E6, a quel punto non siamo in grado di dare il nome dell'apertura. Dopo lo sviluppo con cavallo F3 si può intuire che probabilmente giocheremo una catalana, oppure una partita di donna, una slava, un'ortodossa, eccetera, e con alfiere B4 immediata, seguita da 5, questo qui prende il nome di sistema Bogo indiano. G3 per il bianco. In queste aperture, come vedete, c'è una sorta di facilità nel bianco alla lunga di controllare questa casa, che potrebbe essere una casa di arrivo per un pedone bianco che prima o poi andrà in E4 e lì conquisterà più spazio. Il nero, a tal proposito, decide di controllare immediatamente la casa E4 con la spinta in D5, e chiaramente dando uno sguardo a questo pedone C4 che non è difeso da nessuno. A3 interroga l'alfiere. Sarebbe molto difficile da giocare, però rientra tra le mosse possibili un cambio. Per quale motivo? Come dicevo, se il bianco vuole controllare e spingere in E4, con questo cambio accelera il suo sviluppo, porta un cavallo a controllo di quella casa e nel giro di qualche mossa quella spinta probabilmente verrà supportata sia dalla donna che eventualmente da un alfiere che l'infianchetto è facile da creare. Dopo pedone A3 il nero ha giocato alfiere 7, dunque donna C2, tutto con 3-4 e tutto per difendere questo pedone. Da bianco non vogliamo permettere una possibile cattura in C4. C6 sulla scacchiera, alfiere G2, cavallo D7 e a questo punto alfiere F4. Qualcuno potrebbe dire: ma come, sono grandi maestri, sono giocatori fortissimi e mi sbagliano proprio in apertura, commettendo il tipico errore di noi giocatori amatoriali, cioè muovere più volte lo stesso pezzo in apertura fin quando non abbiamo arroccato. Ok, sono assolutamente d'accordo con quanto detto. Muovere più volte lo stesso pezzo in apertura fin quando non abbiamo arroccato è sicuramente un errore, però qui è un dettaglio importante. L'alfiere in F4 vuole da una parte lasciare la casa libera al cavallo, che come dicevo prima si prepara alla spinta in E4, e dall'altra
chiaramente avere un controllo su queste case centrali. Ancora non sappiamo come andrà l'apertura, però potrebbe darsi che sia importante per il bianco saltare quanto prima linee 5 per bloccare un po' il gioco avversario. La partita continua a rocco corto per entrambi. Questo è un alfiere che abbiamo detto essere abbastanza fastidioso e il bianco lo riporta indietro. Anche questa è una mossa strana perché è il terzo movimento di alfiere in una situazione dove ancora dobbiamo completare lo sviluppo. Però il nero vuole catturare questo alfiere e il bianco non vuole darlo. Portarli in E3 sarebbe un po' sciocco perché la spinta in E4 sarà rallentata. Portarli in D2, quella era comunque una casa dalla quale partiva e quindi sarebbe stata una perdita di tempo. C1 resta l'unica casa valida. E poi chissà, magari lo sposteremo in fianchetto un po' più avanti. Cavallo F6 sulla scacchiera, cavallo D2, B6. Se il bianco vuole spingere in E4, cosa che qui riesce facilmente a fare, il nero cercherà da parte sua di dare noia sulle case bianche. Questo pedone C4 diventa un target, un obiettivo, quindi alfiere 6 riesce nel fare un po' di pressione. E5 prende spazio, cavallo torna indietro, torre 1. La torre serve in E1 per due motivi. Primo, pratico, difendo il pedone, mi tolgo da questa possibile inchiodatura del pedone C4 e in alcuni casi lascio strada libera a un alfiere che potrebbe manovrare per poi puntare la rocca avversario. Torre C8, cattura in D5, lo riprende, donna D1, il nero soddisfatto del controllo della colonna C, totalmente libera, quindi tutta per la sua torre, e deve affrontare una posizione in cui il bianco si prepara ad attaccarlo sul lato di re. Non so ancora come andrà la partita, non lo sappiamo, e chiaramente su alfiere D3, che è una mossa che ripiega e porta un difensore verso il lato dell'arrocco, e cavallo F1 l'attacca immediatamente con la propria donna. L'alfiere torna in G6, dunque alfiere F4, B5. Se il bianco vuole giocare sul lato di re, portando tutti i pezzi verso il monarca avversario, il nero da parte sua cerca di prendere spazio sul lato della scacchiera dove ha più facilità, quindi il lato di donna. La partita continua, cavallo B6, donna E2, cavallo C4, prendiamo spazio da nero, il bianco cerca di contrastarlo. A questo punto è il momento di riciclare il cavallo che in linea 8 era andato un po' per sbaglio, un po' per necessità, per sottrarsi all'attacco del pedone, e adesso l'in C7 vogliamo riportarlo in gioco sempre verso il lato della scacchiera. Adesso guardate quanto è bella e curiosa questa manovra, perché il cavallo all'angolo è un qualcosa di orribile. Il cavallo che si sposta all'angolo chiaramente non può giocare così bene come in altre situazioni, però il cavallo in A8 ha una casa di passaggio perché vuole ripiegare in B6 e così avviene. Dall'altra parte, se io da nero voglio giocare sul lato di donna, il mio avversario non sta lì a guardare, chiaramente cerca di coordinare i suoi pezzi, pronto per qualche sacrificio fastidioso. Alfiere F1, A4, qual è l'idea? Fissare il pedone A3 perché dopo B4 minacceremo la possibile cattura e creeremo un pedone arretrato. È il momento di scacciare e fare indietreggiare i pezzi avversari. E H5 è una buona mossa perché se il bianco giocasse cavallo H2 da nero non sembra che abbiamo dei problemi. Anzi, questo cavallo in H2 probabilmente non serve più a molto. Quindi il bianco gioca la cattura in C4, lo riprende, il cavallo torna in E3. Quindi con la cattura in C4 che ho fatto ho lasciato la casa libera all'altro cavallo. La partita continua, cambio delle torri, cavallo C4 nuovamente. Il nero ha più spazio, ha due pezzi che hanno superato la metà scacchiera, quindi da nero siamo soddisfatti di quello che abbiamo raggiunto. Il bianco ha questo pedone in E5 che garantisce un po' di spazio e adesso è il momento di giocare un po' il tutto per tutto. Torre D1, difendiamo il pedone. Torre C8 e come sempre, se da nero vogliamo giocare sulla dei donna, il bianco non può stare lì a guardare e adesso ha coordinato, creando questa batteria, un'attenzione sul punto H5 che sicuramente riusciremo a catturare. B4, catturo, cavallo cambia in E3, la ripresa crea questa posizione e ovviamente sul alfiere per H5 potrebbe seguire una cattura per poi creare un pedone fortissimo libero destinato a una promozione difficilmente difendibile, quindi non vogliamo giocare in questo modo. Niemann da bianco lo sa e quindi cerca di giocare qualcosa di più sano, o meglio la donna in A6 serve per mantenere un contatto su C4, su A4
e mantenere un fastidio sulla torre. Torre C4, torre 1, re H7. E adesso vediamo un po' la partita, perché qui il nero non si tira indietro. Il nero, come dicevo, è un giocatore veramente forte, oltre che simpatico, tifoso del Milan, però è un giocatore veramente forte e tatticamente validissimo. Quindi qua decide di sacrificare la propria qualità per smontare e far crollare il centro avversario. Il sacrificio è legittimo, perché oltre a prendere un pedone, prenderemo un pedone centrale e con il supporto della coppia degli alfieri possiamo creare fastidi. Donna per A4, donna per A5 e la partita continua esattamente in questo modo. L'attenzione e la batteria si coordina sul punto B2, la torre si trova dietro. Chiaramente torre B1, che sarebbe una mossa geniale, fantastica, semplice, non è possibile perché da lontano quell'alfiere guarda. La partita dunque continua, qualche manovra in più con i propri pezzi, finché in questa posizione il nero gioca alfiere di 3. E qui vi dico che io questa partita l'ho vista, su un momento dicevo ok, qui c'è qualcosa di strano perché sembrerebbe che il bianco sia già pronto a coordinare i propri pezzi in attacco. Poi, analizzandolo un po' meglio, mi sono accorto che effettivamente esiste qualcosa. La stessa posizione poi è stata ripresa sui vari social network, su Twitter, da diversi professionisti che hanno detto: ma com'è possibile che un giocatore così quotato non veda il matto in 3? Ok, quindi l'invito, mettete in pausa, trovate questo matto in 3 per il bianco. La sequenza vincente sarebbe stata questa: scacco, sacrificio di alfiere. Ed essendo una mossa che da scacco potrebbe venire in mente, perché è una di quelle mosse forzanti. Se lui mi cattura, interviene la donna, matto. Come dicevo, matto in 3, quindi in caso di movimento, allora, come ho detto, ok, scacco. In caso di movimento di re, interviene la torre. Ok, ho detto matto in 3, in realtà è matto in 2 mosse. La partita continua. Dopo alfiere di 3, donna e 3. Donna C2, forse ci siamo accorti del tema di scacco matto, perché adesso chiaramente non funziona più perché la donna bianca non può più entrare in H5. Qualche altra mossa sulla scacchiera finché si raggiunge questa posizione dove il nero si è trincerato con la coppia degli alfieri fortissima, piacevole da vedere, lì vicino al proprio re. La partita continua e dopo questa ripetizione i due giocatori si danno la mano, o meglio, il nero fa un tentativo di vittoria, però poi si accorge che in realtà non ha di meglio che accettare la patta. Come avete visto, il bianco ha giocato una partita simpatica, allegra in apertura. Nella parte finale ha mancato un matto in 3 che a questi livelli, o meglio matto in 2, che a questi livelli è qualcosa di incredibile. Rivediamola rapidamente, quindi apertura di donna che poi porta a una posizione della bogo indiana. Donna C2, per il bianco è importante mantenere il controllo di C4 e preparare la spinta in E4. La partita continua, dopo cavallo H5 quest'alfiere trova rifugio lì nella casa di partenza. È chiaro che dopo cavallo F6 il bianco potrebbe interrogare un po' il suo avversario, perché se giocasse alfiere F4 lui cavallo H5 e a quel punto ripeteremo la posizione. La partita è continuata, spinta in E4, spinta in E5, torre 1, torre C8 e a questo punto si capiscono le intenzioni di entrambi i giocatori. Il nero vuole giocare sul lato di donna, il bianco sul lato di re e adesso continua con queste manovre. Ricordate che se vi accorgete che il vostro attacco è lento o comunque se l'attacco del vostro avversario è molto più veloce del vostro, dovete semplicemente creare tattica. Il nero ha manovrato molto bene sul lato di donna, infatti è già pronto a creare delle complicazioni, tappando tutto, quindi chiudendo l'unica colonna libera con questo cavallo e poi coordinare i propri pezzi tutto contro il lato di donna. Questa è una partita molto molto bella e dal punto di vista strategico sempre molto equilibrata e nonostante lo squilibrio materiale che crea il nero non è obbligato a dare la qualità, però considera che in questa posizione abbia più possibilità di vittoria. Con questo squilibrio materiale si crea questa posizione, la coppia degli alfieri è molto forte finché, come avete visto, alfiere D3, che sembra una mossa spontanea naturale, crea questo matto in 2 invisibile che Niemann non ha visto. Dopodiché le mosse successive sono mosse in cui si è ripetuta la posizione
e questa partita si è conclusa all'8º turno con un pareggio. Il video è molto interessante, spero di avervi dato qualche spunto utile. Come sempre l'invito, seguite i social di Mattoscacco e appuntamento alla prossima. Ciao a tutti!